Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu, i nostri venerdì Onebu, i venerdì di cultura. In questo caso parleremo di archeologia e abbiamo come ospite, che ringrazio per aver accettato l'invito, la funzionaria archeologa della soprintendenza Chiara Pilo, dottoressa Chiara Pilo, che ci parlerà tra l'altro di uno scavo che ha seguito recentemente, lo scavo al nuraghe Piscu di Suelli, un nuraghe che a tutti noi sta molto a cuore perché lo pubblicizziamo tanto, è molto carino, è facile da raggiungere, vi suggerisco di andare a visitarlo. Tra l'altro ne approfitto ci sarà sicuramente il sindaco in linea per salutarlo e per dirgli che il 4 di dicembre ci sarà Savori Santigu, quindi certamente ci sarà la possibilità per tutti di visitare questi siti, spero anche la tomba Pranusiara, che è una tomba interessantissima di epoca Monteclaro, quindi vedremo se riusciamo a vederla. Saluto tutti i nostri amici dell'Associazione Culturale Onebu, i nostri amici che si seguono invece su Facebook, su YouTube, sulle varie piattaforme, naturalmente tutti i circoli di sardi che si collegano con noi dall'Australia, dal Giappone, dall'Argentina, dall'Inghilterra, dal Brasile, dal Messico, da Madrid, il circolo di Gianni Garbati, ci hanno sommersi di complimenti e questo mi fa estremamente piacere. Come ho avuto modo già di dire, sono più i residenti all'estero, i sardi residenti all'estero che non i sardi residenti in Sardegna, e questo ci fa piacere perché insomma portano il nostro nome in giro per il mondo. Bene, io manderei la sigla, siamo pronti per questa serata e quindi fra 30 secondi inizieremo. Bene, eccoci qua con la dottoressa Chiara Pilo, funzionaria della soprintendenza di Cagliari, che ha seguito gli scavi al nuraghe Piscu. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Oggi parleremo appunto degli scavi che avete eseguito con lo staff nel nuraghe Piscu di Suelli, in Tregenta, una regione molto ricca, una regione che già in passato ha dato grandi soddisfazioni per chi ha avuto modo di lavorare in quella zona, in quel territorio, e quindi ti chiedo le tue impressioni sullo scavo e poi faremo la serata, diciamo, dove entreremo più nel dettaglio. Cosa avete trovato? Allora, buonasera a tutti, intanto grazie dell'invito. Allora, poi lo vedremo più nel dettaglio, che vi farò insomma col supporto delle immagini magari anche più semplice, quindi non so se forse è opportuno spoilerare da subito. Diciamo, quello che vedrete è uno scavo che è stato progettato non in maniera specifica per indagare una nuova area, ma funzionale a un restauro che si era reso necessario per riaprire al pubblico il nuraghe, perché insomma sapete che avevamo dovuto interdire l'accesso per questioni di sicurezza delle persone innanzitutto e anche di tutela del monumento, perché c'erano diversi punti che effettivamente erano a rischio di piccoli distacchi, di cedimenti, insomma anche deterioramenti, per cui a lungo purtroppo è stato chiuso, nonostante la grande richiesta da parte del pubblico. Comunque forse puoi intanto anche mandare un po' avanti le immagini, che così vediamo la prima. Di cosa stiamo parlando? Insomma, il monumento. Sì, entriamo intanto in media stress nel pieno dell'argomento.
puoi mandare avanti, Sì. Ok, appunto che il nuraghe è credo tra i più noti forse almeno della Sardegna meridionale, essendo anche una posizione molto comoda vicino alla strada, si vede passando dalla 128, quindi effettivamente è un grosso richiamo. E appunto c'era questo forte desiderio, oltretutto molte persone entravano nonostante il divieto, quindi appena abbiamo potuto l'abbiamo inserito all'interno di un finanziamento proprio per poter fare un restauro e consolidamento, e anche, poi lo vedremo più nel dettaglio, per consentire un accesso in sicurezza, ovviamente intervenendo in un'area archeologica, anche quello che è uno scavo connesso a magari a migliorare la viabilità, il percorso, interviene in strati che sono archeologici, e quindi le informazioni che poi restituisce sono effettivamente importanti e danno delle conferme rispetto alla storia del monumento. Ecco, qui alcune delle foto di Nicola Castagna, per dire che, perché credo che appunto sia, adesso per chi non lo conosce vi dirò insomma anche dove si trova, ma credo che sia tra i più veramente fotografati, forse più fotogenici nuraghi della Sardegna. Qui vedete bellissime foto di Nicola Castagna. Possiamo passare alla sì, poi Chiara, ti farò una domanda per quanto riguarda diciamo il corridoio di ingresso, questo a ogiva che vediamo in questa immagine, perché la tessitura muraria che c'è sopra la finestrella, diciamo, è molto interessante, perché sembra che i conci siano stati agganciati proprio per formare quasi un disegno di una spiga di grano, quasi per evocare insomma, questa diciamo, destinazione economica legata all'agricoltura del territorio della Trecenta. È una mia suggestione, naturalmente, non so se non abbiamo mai trovato il libretto delle istruzioni lasciatoci dalle genti che l'hanno costruito, però è bellissimo. Dobbiamo anche considerare che l'intervento lì, ci fu anche un intervento importante di restauro negli anni 80 proprio in corrispondenza dell'accesso. Dell'accesso, anche la lettura può essere un po' falsata anche dall'intervento successivo, ecco. Ok, vediamo dove allora, siamo. Ci troviamo appunto nella regione storica della Sardegna, vedete indicato posizionato il sito del nuraghe Piscu, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, in un territorio che è molto ricco di testimonianze archeologiche, diciamo in tutte le epoche, anche perché si trova quella che vedete a destra dello schermo, è la rappresentazione della viabilità in età romana, e si trova lungo il Pisco è proprio a fianco dell'asse principale che da Cagliari andava verso Olbia, passando nei territori interni. Ovviamente noi lo conosciamo meglio per il periodo romano, ma sono tracciati viari che sono utilizzati anche in epoche precedenti, e sicuramente il fatto di avere una viabilità, principale di percorrenza ha probabilmente determinato anche l'importanza di certi insediamenti nella zona, cioè se pensiamo i siti che abbiamo da Pimentel fino a Senorbico, Monteluna per l'età punica, intorno al Pisco abbiamo diversi nuraghi, ci sono necropoli romani, Fontana Iri, che era stata intercettata quando è stata fatta la bretella della viabilità. Appunto per i periodi più antichi è stata già nominata Pranusiara, insomma, quindi è un territorio che è molto ricco dal punto di vista archeologico, e il nuraghe Piscu si trova in una posizione di rilievo, cioè non è altissimo come rilievo, mi sembrano 250 metri e circa, però che domina l'area circostante in rapporto diretto con questo principale asse viario. Possiamo andare avanti e
qui vediamo appunto la planimetria, diciamo, anche nelle definizioni che vengono date, diciamo, ha un po' la conformazione da trilobato, però abbiamo quattro torri, un po' una planimetria abbastanza particolare, con appunto la torre che vedete in basso a destra, una torre molto grande, insomma, principale, una torre invece piuttosto piccola tra la torre principale centrale e appunto quest'altra, come spesso accade insomma, per i nuraghi che hanno uno sviluppo abbastanza importante, attorno si distribuiscono delle capanne, tra l'altro capanne che sappiamo anche di epoca differente, perché l'impianto del nuraghe è stato fatto risalire al bronzo medio. Quando parliamo bronzo medio, quindi siamo più o meno nei secoli centrali del secondo millennio avanti Cristo in età nuragica, ma il complesso è abitato, almeno da quello che sappiamo o al momento dai materiali che sono stati rinvenuti, almeno fino alla fine dell'ottavo, prima metà del VII secolo avanti Cristo, forse VII secolo avanti Cristo, quello che viene chiamato per convenzione dagli studiosi età orientalizzante, perché ci sono appunto influssi dall'Oriente che vengono recepiti a vari livelli, fatte proprie nella ceramica, nelle iconografie, insomma, sia nella penisola italica, che appunto anche riflessi arrivano anche in Sardegna. Tra l'altro si intravede bene nella planimetria, è stato messo in luce anche un antemurale, cioè un ulteriore muro di cinta che ingloba non solo il bastione nuragico, ma anche parte del villaggio munito di altre torri, e se ne vede una. Dobbiamo anche considerare appunto che non è completamente scavato e che magari col tempo in futuro sarà possibile anche effettivamente individuare l'estensione reale di questo complesso, che indubbiamente è più ampia di quello che noi conosciamo. Sì, si intravede in pratica questa antemurale quasi tratteggiato che c'è nella parte alta, giusto? Con una torre forse G? Sì. E da qui non la leggo bene. Sì, adesso non vedo bene, sì, dovrebbe essere G comunque. Okay. E poi abbiamo anche un setto più in verticale. Appunto è un contesto abbastanza complesso, perché anche questo dobbiamo capire, cioè per noi archeologi è abbastanza scontato, non so quanto per tutti, il fatto che noi vediamo un monumento archeologico adesso un po' congelato in come ci è stato restituito dal tempo, ma ovviamente in questi casi abbiamo una stratificazione nei secoli, cioè tra il bronzo medio, quindi il periodo orientalizzante che abbiamo detto, quindi tra la metà del secondo millennio avanti Cristo e ottavo, settimo secolo avanti Cristo, comunque abbiamo 7-8 secoli, che sono un lungo periodo, no? Quindi con diverse anche generazioni che abitano, che modificano, che cambiano, che come pensare a una casa che viene nostra, che viene modificata, ampliata, unita a quella magari a fianco, quindi la lettura poi non è così sempre agevoli. A questo dobbiamo aggiungere quindi una complessità della storia del nuraghe, ma dobbiamo anche aggiungere il fatto che è stato in buona parte scavato nell'Ottocento, quando possiamo passare alla prossima diapositiva, quando ancora la metodologia ovviamente non era quella attuale, ormai si è molto affinata, e quindi anche le informazioni, magari se andava molto più veloce si riuscivano in tempi brevi a mettere in luce le strutture. Questo è vero. Avevano altri metodi, loro lavoravano giustamente, ovviamente erano altri tempi, no? Ormai il metodo stratigrafico si è affermato, e sappiamo quanto è importante recuperare dati, perché poi da quello vengono restituite informazioni che ci permettono di leggere
il passare del tempo e la complessità di un contesto come questo. Quello che vedete nella foto è Canonico Spano, che probabilmente molti appunto conoscono, questo prelato, ma erudito, archeologo, filologo, insomma, un erudito a ampio raggio come erano un tempo, che insomma è stato comunque una figura importante per l'archeologia ottocentesca. E lui ci racconta che già nel 1854 aveva visto il nuraghe Piscu, e più o meno come ce lo rappresenta nella sua pubblicazione, nell'immagine sopra, cioè si usciva solo la parte sommitale della torre principale per 4 metri. Al che il proprietario, dice proprio il canonico Spano, dice, ce l'ho qua, dice, sebbene lo scavo sia stato eseguito a casaccio, appunto in maniera molto grossolana, con una ditta ci porta fuori in breve tempo il nuraghe, con una parte importante di quello che noi vediamo, quindi in circa 6 anni ormai viene sgomberata la camera centrale, e quindi si può entrare all'interno, viene reso accessibile buona parte del complesso. Quindi dobbiamo capire che anche intervenendo su un contesto scavato in questo modo non è facile, molti dati ormai sono andati persi. Vennero recuperati comunque molti materiali che vengono descritti, però i rapporti stratigrafici tra gli strati ovviamente all'epoca non venivano nemmeno presi in considerazione. Quindi questo non ci aiuta poi nel leggere, nella lettura, certo. Sì, o anche rispondere a certe domande che sono fondamentali. Possiamo quindi andare avanti? Sì, qui abbiamo la planimetria. Sì, la planimetria, quindi diciamo la parte, il bastione centrale, quindi la torre centrale col sistema delle 3-4 torri, 3 torri principali, anche la torre D più piccola, viene portato alla luce, ma successivamente negli anni 80 sono stati invece fatti riprese le attività dalla soprintendenza, prima con un finanziamento regionale. Vennero fatte in quegli anni varie campagne, 5 e una successiva di restauro, che misero in evidenza anche il villaggio attorno al nuraghe e l'antemurale di cui abbiamo parlato prima e che vediamo. Scendiamo ulteriormente, andiamo avanti con l'immagine. Sì. Ecco, oltre a mettere in luce, lo scavo venne condotto dall'allora soprintendente Vincenzo Santoni con l'assistente Ginetto Bacco, che intanto sgomberano buona parte del bastione da quelli che erano gli strati, diciamo, abbandonati, insomma, quello che era rimasto dagli scavi ottocenteschi, ma soprattutto portano avanti invece delle indagini più accurate nelle capanne queste del comparto occidentale. Diciamo, siamo capovolti come orientamento, e anche nella torre C, che appunto hanno restituito dati importanti soprattutto per quello che riguarda queste fasi di rioccupazione tra VIII e VII secolo a.C., con l'impianto proprio delle capanne, che è successivo quindi alla costruzione del nuraghe. Scendiamo, che andiamo avanti, scendiamo perché io le vedo a fianco, sì, in sequenza, come che andiamo avanti. Passatemi il termine. Qui vedete appunto alcune immagini di quegli scavi. Ho messo anche una sequenza stratigrafica. Questa è relativa alla capanna, comunque l'ambiente 1, comunque per farvi capire adesso senza entrare nel dettaglio. Intanto forse cos'è una sequenza stratigrafica? Quando si scava, cioè si rappresenta graficamente quello che si trova, anche come se tagliassimo a metà, e lo vediamo quindi la sezione, che è un dato importante perché non si vedrà benissimo, però si colgono una serie di livelli successivi, che sono proprio i piani di frequentazione di epoche differenti, quindi dal bronzo
all'età, a quelli superiori che sono stati datati dai materiali e in età proprio tra VIII e VII secolo, cioè proprio che rifanno appunto, rifanno la pavimentazione, rifanno su cui vivono, e quindi la leggiamo proprio in successione a seconda delle varie epoche. Con man mano che passa il tempo, quindi sistemano e costruiscono il pavimento sopra praticamente. Sono le famose sequenze stratigrafiche che per voi sono una miniera di informazioni, ci consentono appunto di leggere meglio i siti. Bene. Esattamente, sono quelli che danno i dati proprio cronologici, perché poi il materiale che trovi là ti permette di capire quando magari quella pavimentazione è stata fatta. Poi le pavimentazioni in particolare, perché sigillano quello che c'è sotto, e quindi ti danno un dato cronologico di riferimento importantissimo. Vedete poi delle foto dei materiali, che appunto questi classici proprio di questo periodo chiamato orientalizzante, in cui abbiamo appunto decorazioni a bande, decorazioni subgeometriche spesso incise, questa anche ricchezza decorativa che è proprio tipica di questo periodo, molto interessante proprio perché ti dà l'idea, cioè, di una continuità di vita all'interno di un complesso nuragico che vede con il passare dei secoli comunque le generazioni che si continuano a frequentarlo. Andiamo avanti, tra l'altro appunto questi sono elementi abbastanza noti, perché sono dei frammenti che sono stati trovati nell'occasione di questi scavi, pertinenti a dei modellini di nuraghe che appunto comunque attestano anche un utilizzo, una destinazione di alcune parti del villaggio, con una destinazione anche di tipo probabilmente cultuale, dove il nuraghe ormai ci viene rappresentato simbolicamente, quindi come elemento del passato che viene comunque ricordato, e simbolicamente anche diventa importante per le generazioni successive. Allora andiamo avanti, entriamo più negli scavi attuali. Intanto avevo detto appunto che vista l'esigenza di comunque consentire la riapertura al pubblico del sito, abbiamo inserito il nuraghe Pisco all'interno di un finanziamento più ampio, finanziamento che è stato gestito, tra l'altro una tranche ancora in corso, dal segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, dove appunto i vari siti collaboriamo, cioè la direzione scientifica, direzione dei lavori, coinvolge quasi tutti praticamente i colleghi della soprintendenza. L'idea è stata quella di non concentrare tutto il finanziamento su uno o pochi siti, ma di intervenire dove avevamo appunto delle necessità che anche magari più limitate, però che da chiudere, e sono tante in Sardegna, nella prospettiva proprio di un po' stimolare anche una rete tra i siti, e di cioè appunto aiutare un po' il territorio in un'ottica più ampia, per appunto poter poi promuoverlo anche in rete. Sì, diciamo che poi uno dei compiti degli archeologi è quello di tutelare e valorizzare i siti, in modo che la fruizione turistica dia delle ricadute nel territorio. Questo è importantissimo, certo. Altrimenti poi i finanziamenti tardano ad arrivare proprio per questo motivo. Certo. Ma la valorizzazione è proprio pensata per cioè, l'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del bene, e dove possibile anche di renderlo fruibile. Ovviamente questo, cioè, non è sufficiente soltanto l'apporto del Ministero, ma è qualcosa che
viene fatto con le amministrazioni locali, con gli enti territoriali, cioè è necessario anche perché insomma in un contesto come quello sardo in generale, cioè, però in contesto come quello sardo molto ricco, effettivamente è un impegno anche economico Indifferente, certo. non indifferente. Però comunque c'è quello che si è fatto benissimo andare avanti, sì. Ma appunto quello che ci tenevo anche a far capire che le scelte di intervento anche dove ovviamente la curiosità nello stesso Nuraghe Piscu, ci sono molte aree dove mi sarebbe piaciuto intervenire perché so che ci potrebbero dare delle risposte importanti per la storia del monumento e ci sarà tempo per farlo, speriamo. Però spesso le nostre esigenze sono proprio quelle di tutela e sono quelle anche di consentire la restituzione alla comunità, ai visitatori di certi posti. E appunto in questo caso, vedete, in realtà la priorità appunto era quella di riaprire al pubblico, e infatti l'interno, non so se si vede bene a video, o vedete dove è tratteggiato con quel violetto, cioè lo scavo è stato limitato a quella zona tra le capanne orientalizzanti e il bastione nuragico, perché quella è la via di accesso per entrare. Andiamo alla prossima. Qui, sì. Sì, queste sono le aree, poi appunto l'altra parte fondamentale era quella di fare gli interventi di consolidamento, ma andiamo ancora avanti, perché vediamo bene qual era la situazione iniziale di accesso al sito. Allora, quello che vedete nella foto più grande disposta in verticale è praticamente il piccolo corridoio che è creato tra lo spazio tra le capanne orientalizzanti e il bastione. Se vedete nella foto, non potendole indicare nella pianta, vedete la foto invece che è in basso a destra, si vede bene che l'ingresso, quello diciamo in alto, sempre sulla destra, è quello che era rimasto, la luce rimasta aperta dell'ingresso originario, e si intuisce che effettivamente era molto basso, perché che succede quando viene riutilizzato, sono costruite le capanne, viene riutilizzato lo spazio antistante, costruiscono su depositi che si sono accumulati e che in parte loro stessi sistemano, accumulano attorno al nuraghe, ma l'ingresso non era più, cioè era veramente difficoltoso entrare, cioè non so chi di voi c'è stato o prima che facessimo l'intervento, effettivamente dovevi un po' accucciarti. Sì, quasi accucciarti per entrare. Qual era il risultato di tutto ciò? Che la maggior parte delle persone passavano da dietro, passando tra l'altro in un punto piuttosto pericoloso, fragile, perché c'è una situazione non solo fragile perché devi passare sopra le murature, ma poi per entrare a quel punto nel cortile bisognava attraversare una parte dove effettivamente c'è un problema di dissesto, quindi diventava pericoloso per il monumento e per le persone. Ti fermo un attimo, Chiara, così prendi un pochettino fiato. Allora, per rispondere subito a alcuni che ci hanno chiesto, allora, in questo periodo è visitabile il Nuraghe Piscu? Sì. Ripeto, l'ho detto prima, il 4 di dicembre ci sarà Savori Santigu a Suelli, e sicuramente ci saranno delle visite guidate. Poi mi chiedono, il Nuraghe Barru è inserito nei prossimi interventi? No, il Nuraghe Barru non ho ancora trovato modo di trovare il relatore per parlare di questo grandioso monumento. Ci possiamo mettere d'accordo con la collega Gianfranca Salis e vi possiamo parlare anche di quello prima o poi. Ah, molto bene. Questa un intervento è una promessa, quindi vi prendo in castagna e me lo sto segnando. E poi mi chiedono, Alberto mi chiede, è corretto datare i nuraghi sulla stratigrafia? Sì. Certo. Altrimenti come faremo? Diciamo che magari avere sempre una stratigrafia buona, conservata e indagata che possa dare la conferma. Ovviamente un altro elemento che dà informazioni dal punto di vista
cronologico è ovviamente la tipologia delle murature, c'è ovviamente quello perché c'è una griglia di riferimento data dalla conoscenza dei nuraghi, però è molto meno sicura, molto meno precisa. Il problema è che spesso appunto sono stati magari scavati in momenti in cui la stratigrafia non era considerata oppure ci sono situazioni per cui può non essere semplice o possono non esserci ancora degli strati conservati in situ da indagare, però normalmente è la cosa più attendibile. Sì. Andiamo avanti. Allora, cioè qui vedete quindi lo spazio, si vede, credo che si veda bene, insomma, lo spazio di una delle torri del bastione, la muratura con quel vuoto all'interno è l'ingresso, quindi ha una sorta di camera, cioè un doppio ingresso all'interno della cortina, c'è comunque un vano, e appunto siamo intervenuti in questa zona. Nonostante lo scavo appunto sia stato veramente esiguo come spazio, però già dai primi interventi abbiamo recuperato questi piani che erano stati sistemati e livellati vedete, anche si vede all'ingresso delle due capanne queste sistemazioni con lastre che proprio creavano il camminamento antico. Andiamo alla successiva, la prendo anch'io. Ok. E appunto il dato interessante che è emerso è che qui si inizia a intravedere una muratura circolare, poi la vedremo meglio in questa fase di scavo, però l'abbiamo cominciato a vedere una muratura circolare al di sotto delle capanne e al di sotto dei livelli del livello di frequentazione che abbiamo indagato, e anche dei blocchi caduti del bastione nuragico. Quindi questo che cosa, cioè è un dato che è stato molto importante, perché ci ha detto che quando costruiscono le capanne orientalizzanti e quindi si sistemano il camminamento attorno, il nuraghe in parte era già crollato, però evidentemente continuava a essere vissuto, e quindi sui crolli, cioè non rimettono i blocchi in situ, ma li utilizzano per livellare il camminamento e li coprono per crearsi la nuova strada. Però sotto ci sono delle strutture. Quando quelle capanne sono utilizzate, sono vissute, il nuraghe aveva già avuto dei momenti di dissesto. Andiamo alla successiva. Ecco, qua è molto interessante perché vedete che la luce dell'ingresso non era semplicemente obliterata dalla terra, ma era stato volutamente creato, cioè il blocco che vedete in verticale l'abbiamo trovato così, era stato posizionato in antico quando hanno rialzato il camminamento, o quindi hanno creato una sorta di zoccolo su cui si sono appoggiati per creare. Quindi probabilmente l'accesso rimane, perché il varco rimane, ma non è più comodo come prima, se lo modificano e vivono lo spazio. L'architrave non è un architrave antico in tracchite, è stato riposizionato. È stato è stato restaurato negli anni '80. Ecco, quindi non è originale quello colorato. No. Perfetto. Quindi andiamo. Vedete invece in verticale, quindi è proprio come l'ingresso dall'interno, praticamente, con la lastra e poi una sorta, si scendeva con questi blocchetti. Passiamo oltre. Qui siamo capovolti rispetto a prima, quindi le capanne ce le troviamo nella parte superiore, parte delle capanne. Vedete che adesso è piuttosto evidente come al di sotto delle capanne orientalizzanti c'è una struttura, quello che rimane di una struttura rasata a pianta comunque circolare. Bisogna dire che quello che intuiamo
non è di facilissima identificazione, anche perché adesso non mi ricordo sinceramente con sicurezza quanto abbiamo ricostruito da questo arco di circonferenza, quale deve essere il raggio, però è abbastanza ampio, quindi c'è anche il dubbio che abbiamo avuto che potesse essere magari non una forma pienamente circolare, magari più absidata, e questo è difficile, cioè non lo possiamo dire perché dovremmo smontare tutte quante le capanne, non c'era il dubbio, però comunque rasano questa struttura precedente per costruire poi le capanne. Ma è un qualcosa che fanno in epoca nuragica, questo lo fanno. Ricordo ad esempio in Nuraghe a Rubiu diversi strati, anche i romani sono arrivati, Sì. anziché smontare, svuotare gli interni, hanno sistemato insomma il cortile interno come facciamo oggi quando ristrutturiamo le case, laddove lasciamo in pratica un patio e poi costruiamo sopra. Certo. Sì, ma cioè, pensiamo anche, che ne so, a caso uno magari invece che smontarsi il pavimento se lo ricostruisce sopra, esatto. perché comunque c'hai la base è pronta. La base è pronta, non risparmi fatiche e energie, anche perché dobbiamo immaginare che magari, come abbiamo visto, abbiamo dei blocchi di crollo, quindi evidentemente avevi anche materiale, macerie, quelle che noi considereremo macerie, e a quel punto che fai? Anche nelle situazioni purtroppo di terremoto, che a volte insomma uno livella e rialza sopra invece che portare via tutto quanto e liberare, però ci dà proprio la percezione della complessità delle sovrapposizioni nel tempo di queste strutture, e quindi di come le comunità che si susseguono nei decenni si adattano anche e riutilizzano un monumento di qualche secolo precedente. Andiamo avanti. Sì. Aspetta, ecco, mi chiedono, sì. aspetta, ci sono un paio di domande, sì. mi dicono... Ma io non le vedo le domande. Questa è una domanda, no, non l'ho mostrata perché stiamo mostrando le immagini. Sì, ok. Quando toglierò le immagini appaiono sotto. Mi chiedono Lucy, ciao Lucy Sairis, perché le chiama capanne orientalizzanti? Ecco qua. Ah sì, allora no, l'ho detto prima, però dicevo come convenzione, diciamo, dei periodi di periodizzazione in archeologia per orientalizzante si intende questo periodo che va più o meno tra diciamo fine VIII, VII secolo, anche inizi del VI, in cui un fenomeno abbastanza diffuso anche nella penisola italiana, si recepiscono dei modelli, probabilmente perché c'è un maggiore anche rapporto con l'Oriente, dei modelli che vengono dall'Oriente, diciamo soprattutto dal punto di vista magari iconografico, nel senso delle immagini, dei motivi decorativi, e quindi tradizionalmente si dice orientalizzante perché appunto c'è questo diffondersi di modelli e rappresentazioni, ma anche poi fogge dei vasi, tecniche. Modo di vivere, è un periodo che distingue un modo di vivere diciamo, quasi della prima età del ferro, anzi forse della seconda età del ferro. Chiedono poi Federica, ciao Federica, allora chiede le nicchie laterali del bastione, a cosa servivano? Nicchie laterali del bastione all'ingresso? In generale, le nicchie che ci sono nei nuraghi, per cosa potevano servire? Avete mai trovato qualche, non so, un vaso con delle granaglie oppure statue? Ma a volte sì, magari ci sono anche degli usi particolari. Qui purtroppo nel caso del Piscu appunto sono stati svuotate, scavate nell'Ottocento, quindi non abbiamo dettagli, possono essere posti dove appoggiare materiali, oppure in alcuni casi magari avere anche delle destinazioni più specifiche, però in questo caso proprio nel dettaglio non lo possiamo dire. Ok. Anche come i postigli possono essere, cioè gli usi possono essere differenti. Nel caso del Piscu al momento non lo sappiamo. Eravamo arrivati a questa diapositiva. Ecco, dicevo, vedete qua, si vede insomma bene questa struttura
struttura a pianta circolare che era in corrispondenza in prossimità dell'ingresso. Andiamo ancora avanti. Allora, questo appunto è un altro dettaglio dall'altra parte, diciamo viene un po' difficile senza potervelo indicare, però diciamo, credetevi un po' sulla, diciamo, vedete diciamo nella parte in alto a sinistra, insomma, dove ci sono delle capanne, cioè una cosiddetta vano F, insomma quello che è più a ridosso del bastione. E, diciamo, lì è stato interessante perché abbiamo verificato, è molto complessa come struttura, e devo dire che noi abbiamo un problema soprattutto di statica, perché è proprio a rischio crollo, ma proprio con la difficoltà anche di capire come intervenire. In realtà ci siamo accorti che il problema di dissesto era proprio generato dal fatto che in antico hanno fondato parte di questa struttura sul crollo delle strutture precedenti, che tra l'altro poi sono state scavate, quindi un po' sottoscavate, sia degli scavi ottocenteschi che successivamente, però anche là ci sono strutture sottostanti, quindi una complessità del contesto notevole. Gli altri, andiamo avanti. Ecco, qua si vede la situazione che vi dicevo di abbastanza complicata, perché in realtà ormai è stato scavato all'interno di questo vano, però la struttura poggiava proprio su questi accumuli di materiali che erano all'interno. Anche questo è sintomo appunto di riutilizzo già in antico. E andiamo ancora avanti. Ecco, vabbè, qui indicandolo ve lo potrei far vedere meglio, ma non riesco, quindi andiamo ulteriormente. Dovremmo esserci ecco, e poi gli altri interventi che abbiamo fatto, non tanto di restauro, ma cioè non tanto, scusate, di scavo, ma di restauro, per rendere comprensibile quello che era possibile vedere, li abbiamo fatti appunto nelle capanne, queste capanne che stanno nella zona occidentale, appunto di periodo orientalizzante. Vedete come la situazione, cioè ormai non si riusciva a leggere più assolutamente niente. Queste erano state scavate negli anni 80, quindi anche il dato stratigrafico comunque era buono, però la lettura ormai diventata totalmente incomprensibile, anche col problema che poi la gente, non rendendosi conto di essere in una struttura, camminava contribuendo al deterioramento degli ambienti. Quindi andiamo avanti. E qui vediamo, c'è una foto prima e dopo di una delle capanne, dove tra l'altro abbiamo strutture molto interessanti, perché vedete una vaschetta che abbiamo potuto ricostruire, tra l'altro ormai c'erano frammenti sparpagliati un po' dovunque, è stato appunto curato l'intervento, e un bancone, un'area di focolare, situazione che troviamo anche andiamo avanti, nell'altra capanna, se non sbaglio la 4, sempre con questo piccolo suddivisione interna, sempre con vaschetta e un punto di focolare adiacente. Ecco, l'altra cosa che scendiamo avanti ancora, ecco, questo vedete come quindi abbiamo sistemato l'accesso. Adesso è possibile, abbiamo ripristinato, è stato messo della graniglia per poter passare con facilità. Vedete, in questi casi poi bisogna anche un po', cioè non è facile far coesistere nel momento della valorizzazione cose che sono state create in periodi differenti, quindi avevamo il problema che ovviamente le capanne rimanevano volanti, quindi abbiamo rinforzato con le fondazioni, perché altrimenti sarebbero crollate, però ricreando questo sistema come se fosse una terra, proprio per far capire che lì c'era in realtà terra su cui si erano impostate, però lasciando anche le diverse fasi visibili
poterle spiegare. Non è semplice da spiegare, però appunto con adeguati cartelli oppure con visite guidate effettivamente in situ si capisce bene. Sì, ricordo la prima volta che le vidi, questi strati di terra, tra l'altro colorati diversamente. A Cartagine ci sono gli spiazzi con la terra di colore diverso e la guida ci diceva questo è del periodo, quest'altro è di quest'altro periodo, e sembrava stranissimo. Poi invece ho scoperto che si usa a fare così, insomma, per rendere fruibile, per rendere comprensibile al turista che si tratta di strati di frequentazione differenti, utilizzano a volte della graniglia di colore differente. Diverso. Sì, sì. Beh, era stato fatto, adesso diciamo il mare e le mareggiate hanno un po' reso più complicata la leggibilità, per esempio al foro di Nora era stata utilizzata questa sistema tecnica per distinguere meglio. Dicevo, nonostante l'intervento sia stato piuttosto ridotto, insomma, come avete visto, adesso sono in corso lo studio dei materiali, adesso abbiamo ultimato i disegni, insomma, effettivamente abbiamo anche lì dei dati da una stratigrafia sigillata, il rapporto con le capanne che insomma ci consentono di affinare anche la cronologia. Adesso ci sono alcuni elementi per cui forse è possibile anche che qualcosa sia anche leggermente più tardi, ma sempre nell'ambito di settimo, magari inizio sesto. E tra l'altro nel corso delle attività della scuola di specializzazione è stato gli allievi della scuola con la professoressa Ivana Fiore hanno anche studiato il materiale osteologico che è stato ritrovato, resti faunistici, cioè resti di animali, e anche quelli sono dati abbastanza promettenti, perché nelle fasi diciamo di ottavo, settimo, vediamo se c'è qualcosa che arriva anche al sesto, abbiamo molti cervi, mentre invece soprattutto di caprini negli strati più antichi di età pienamente nuragica. Anche questo sono comunque piccoli tasselli che anche su quelle che sono le abitudini cioè alimentari delle comunità che abitano sono comunque dati importanti. Ecco, poi sì, vedete... Mi chiedevano, una delle domande era proprio quella: che attività svolgevano all'epoca? Diciamo che le destinazioni d'uso dei territori è segnata dall'antichità e non è che cambiano. Se vivono bene praticando un lavoro, continuano a perpetuarlo. Adesso pensavo a Sant'Imbenia, l'altro giorno discutevamo di Sant'Imbenia, diciamo lì vicino ci sono le cantine Sella e Mosca. Ebbene, Sant'Imbenia era famoso per il vino, quindi... Beh, qua allora, sicuramente la vocazione agricola del territorio è insomma evidente anche ad oggi. Tra l'altro nei vari scavi, anche quelli ottocenteschi, ma anche negli anni '80, spesso menzionano il ritrovamento di granaglie all'interno del nuraghe, in parte carbonizzate, quindi ovviamente quello è un aspetto importante. In relazione alle capanne, quelle che avete visto restaurate, Santoni ipotizza anche qualche attività connessa alla lavorazione dell'argilla. Diciamo questo riporto, ecco, quello che era stato ipotizzato in corso di scavo. Questo vedete sono le foto della prima presentazione che abbiamo fatto insieme ai colleghi del segretariato, ai colleghi l'architetto Romoli, che è stato il direttore lavori. Tra l'altro appunto io avevo la direzione scientifica di questo intervento, ma collaboro sempre quando sono in ambito nuragico con la dottoressa Gianfranca Salis, che era qua con voi insomma la scorsa settimana, sì. Perché appunto io sono più specialista di ambito classico, lei di ambito nuragico, quindi spesso insomma, mi rivolgo. È importante anche collaborare, soprattutto quando le competenze specialistiche sono necessarie, insomma, ed è importante, anche stimolante, diciamo, imparo sempre molte cose, anche io. Ecco, qui vi lascio con la foto insomma aerea del nuraghe. Per chi ancora non l'avesse visto, invito appunto a prendere accordi anche col sindaco per
per poterlo visitare, ma ormai sono molte le occasioni in cui è aperto ed effettivamente l'accesso adesso è in sicurezza. Diciamo che da quando esistono i droni stiamo vedendo delle foto fantastiche dei nuraghi. Fino a 10 anni fa erano assolutamente impossibili queste prospettiva immagini. Diversa, è vero, è vero. Sì, usavamo proprio i disegni per poter capire la planimetria. Sì. Bene, quindi vediamo se c'è qualche domanda. Allora. Non troppo difficile. Ah, ecco, no, non abbiamo parlato. Qui mi dice il cortile era lastricato per... Allora, aspetta, la mostro sotto. Sì. Il cortile era lastricato per poter raccogliere e convogliare l'acqua nella cisterna. Allora, la questione della cisterna, allora, sempre teniamo conto che appunto il cortile all'interno era stato sterrato sostanzialmente negli anni, nell'Ottocento, quindi negli anni '80 hanno sistemato quello che era stato, cioè la situazione come era stata lasciata dagli interventi precedenti. E allora ne parlavamo anche prima che con Pierluigi che allora il pozzo io quando l'ho visto devo dire non l'ho mai visto con acqua all'interno, però è anche vero che cioè anche il livello delle falde acquifere cambia, quindi non è detto che effettivamente non captasse l'acqua, è sempre stato dato come pozzo, poteva essere anche effettivamente utilizzato altrimenti come silos. Canalizzazioni sinceramente non ne conosco, cioè evidenti almeno non ce ne sono, però mettiamo in conto che avendo modificato l'area circostante è possibile anche che non si leggano più. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Diciamo che siamo riusciti anche a rispondere un pochettino a qualche domanda. Per le altre domande vedremo di rispondere magari in seguito, perché tanto rimane la registrazione, io avrò l'opportunità di leggerle. Anche tu, Chiara, se vorrai intervenire, qualche domanda la faranno, tanto rimane tutto sia sul gruppo di Preistoria sia su questo mio profilo, insomma. Bene, io ti ringrazio, sei stata molto brava nella divulgazione, nel senso che penso che anche noi non addetti ai lavori abbiamo capito insomma il tuo discorso, le tue spiegazioni. Tra l'altro abbiamo avuto sostanzialmente un'anteprima di quello che sarà gli scavi che sono stati appena effettuati, non c'è nessuna pubblicazione, li avete giusto presentati qualche mese fa, forse a Sueti, giusto? Sì, no, adesso è in corso, stiamo diciamo finalizzando anche lo studio dei materiali per poter dare dati più complessi, però già diciamo ci abbiamo tenuto sia come soprintendenza che come segretariato a iniziare a restituire insomma a una comunità particolarmente curiosa in generale, per il Piscu poi nello specifico dei primi dati proprio per condividerli, perché insomma alla fine è un monumento di tutti quanti e gli interventi sono fatti perché se ne possa godere ampiamente, quindi anche se ci sono dati ancora da mettere un po' a fuoco, però diciamo delle prime aspetti generali sicuramente possono essere dati. Va bene, io ti ringrazio per questa serata, ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno partecipato con le domande in diretta, ringrazio tutti coloro che vedranno la differita. Do appuntamento a venerdì prossimo dove ci sarà Daniele Vacca che parlerà, passiamo da un castello all'altro, passiamo ai castelli medievali invece, parleremo dei castelli quindi di epoca giudicale con Daniele venerdì prossimo sempre alle ore 19. Vi ringrazio tutti e mandiamo la nostra sigla. Bene, un caro saluto a tutti, grazie e buon fine settimana a tutti, anche a te. Arrivederci, grazie dell'attenzione. Ciao.